Non ci sono prove di quanto accaduto in Consiglio regionale il 7 marzo 2023, il giorno prima della festa della donna, secondo la commissione disciplinare di Fratelli d'Italia. Il comitato di garanzia del partito ha infatti deciso di sospendere tutte le misure cautelari a carico del consigliere regionale Gio Formaggio, che era stato accusato di molestie alla collega leghista Milena Cecchetto. Il Consiglio regionale stesso si era espresso nei giorni successivi comminando a Formaggio la sanzione più pesante mai votata, ovvero 5 giorni di sospensione dai lavori dell'Aula, e i due personaggi erano arrivati a un accordo extragiudiziario, con lui che si scusava pubblicamente e lei che destinava la cifra ricevuta di 10.000 euro a un'associazione che si batte contro la violenza sulle donne. Ebbene, la Commissione Nazionale di Disciplina e Garanzia di Fratelli d'Italia, dopo quasi 5 mesi, ha disposto l'archiviazione del procedimento in quanto la vicenda in esame non ha trovato riscontri e in mancanza di elementi di prova sull'accusato. Si era parlato di un'aggressione sul divanetto del Folie e un bacio rubato. Ebbene, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo comunica che è disposta con effetto immediato la cessazione di ogni misura cautelare nei confronti del consigliere regionale Gio Formaggio. Non viene citato né il patteggiamento nell'ufficio legale né la condanna quasi totale del Consiglio regionale alle molestie. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 3 agosto 2023. La prima notizia del giorno riguarda il caso in Regione Le Molestie e in Consiglio regionale. Fratelli d'Italia integra Formaggio per mancanza di prove. Questo il titolo sul Corriere del Veneto di oggi. Il partito di Giorgia Meloni archivia il caso, ma il PD attacca. Atteggiamento omertoso, dice. La consigliera del Partito Democratico Vanessa Camani, capogruppo del PD in Consiglio regionale. Premesso che non commento i procedimenti interni di un partito, mi limito a registrare la contraddizione di fondo fra la soluzione e ciò che è successo in Consiglio. Ufficio di Presidenza e Consiglio regionale hanno confermato a larghissima maggioranza la proposta di assegnare al consigliere la più grave delle sanzioni del regolamento. È un atto ufficiale, non so di cos'altro avesse bisogno Fratelli d'Italia. Qualcosa è avvenuto, tanto più che gli avvocati hanno quantificato un danno. Trovo che l'atteggiamento sia omertoso, un tentativo di nascondere la polvere sotto il tappeto. La cosa più grave è che passa tutto in cavalleria come se nulla fosse accaduto. Il Corriere del Veneto ricostruisce la vicenda. Durante una pausa del Consiglio regionale del 7 marzo, la consigliera della Lega Milena Cecchetto ha affermato di essere stata molestata nel Folie da un collega di Fratelli d'Italia, Gio Formaggio appunto. Lui aveva negato, poi si è scusato e hanno trovato un accordo. E l'articolo del Corriere del Veneto si conclude così: è Formaggio a ironizzare con un post su Facebook del 9 luglio che riprende la seguente notizia: palpare tra 5 e 10 secondi non costituisce reato, e commenta: io che non ho palpato nessuno merito un premio. Questo per quanto riguarda il caso delle accuse di molestie in Consiglio regionale a carico del consigliere di Fratelli d'Italia Gio Formaggio. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi. Gio Formaggio riabilitato da Fratelli d'Italia dopo le accuse di molestie in aula, riammesso nei coordinamenti di partito. Voltiamo pagina ora e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, ma prima una notizia, un'informazione di servizio. Questo podcast Sveglia Veneto nei prossimi giorni sarà in pausa e tornerà il 22 di agosto con la prossima puntata, quindi appuntamento a martedì 22 agosto. Nel frattempo proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Mai così caldo da 1200 anni, ecco cosa ci dicono gli alberi. La notizia sul Gazzettino di oggi: la ricerca tra l'Università di Padova e la Svizzera, le misurazioni grazie agli anelli di pini vivi e morti. Nemmeno nel Medioevo le temperature erano così elevate.
verificati 50 milioni di cellule tra 188 piante. Per la ricerca pubblicata su Nature sono stati analizzati pini silvestri vivi o morti. La notizia anche sulle pagine del Corriere del Veneto: mai così caldo da 1200 anni, la prova ce la forniscono gli anelli degli alberi antichi. Lo studio del Bo, ma intanto arriva il ciclone Circe, acqua alta e grandine. Queste le previsioni per i prossimi giorni, anzi le prossime ore, con i primi temporali previsti già nel pomeriggio di oggi che dovrebbero spazzare il Veneto. I negazionisti del clima dicono che fosse più caldo di adesso nel Medioevo, invece questo studio dell'Università di Padova assieme all'Istituto Svizzero di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio dimostra e conferma il contrario, ovvero che oggi fa più caldo anche che nel Medioevo. Lo studio è stato pubblicato su Nature, coordinato da Marco Carrer dell'Università di Padova e Georg von Arx dell'Istituto Federale Svizzero, appunto di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio. Gli scienziati, attraverso modelli matematici, hanno analizzato lo spessore delle pareti cellulari di milioni di alberi. Gli anelli infatti crescono registrando anche i disturbi esterni come incendi o uragani, scrive il Corriere del Veneto. Naturalmente l'ordine di grandezza dei milioni non può essere riferito agli alberi, ma molto più probabilmente alle cellule analizzate dagli scienziati. Si parla anche del maltempo. Da stasera e fino a domenica sono possibili fenomeni meteo estremi. Proseguiamo e voltiamo pagina. I vaccini, si parla di vaccini obbligatori per i bambini. Ebbene, il Veneto centra soltanto 2 obiettivi. Sono positivi i dati della profilassi contro poliomelite e morbillo, male invece per la varicella, lo dice la Fondazione Gimbe. Il presidente Cartabellotta dichiara: è una delle conseguenze negative della pandemia da Covid. Allora leggiamo la notizia sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, un articolo di Laura Berlinghieri. I bambini veneti non raggiungono la soglia target per le vaccinazioni obbligatorie né per quelle raccomandate. Non è una brutta esclusiva della nostra regione, sia chiaro. A superare la soglia per le 3 profilassi necessarie è soltanto il Lazio, ma è comunque un dato sul quale riflettere, influenzato sicuramente dalla pandemia da Covid che ha rallentato il resto della macchina sanitaria. Spiega Nino Cartabellotta: se già nel 2019 i programmi di vaccinazione mostravano difficoltà a raggiungere i target raccomandati, la pandemia ha avuto un impatto rilevante sulle coperture pediatriche. Tuttavia, l'entità della loro riduzione nel 2020 e il rapido recupero nel 2021 dimostrano che i servizi del territorio hanno retto l'emergenza, riuscendo a garantire nella maggior parte delle regioni la continuità del servizio. Vediamo i dati. Il Veneto supera la percentuale target per poliomelite e antimorbillo. Ricordiamo che la soglia qui è molto alta, il 95%. Resta al di sotto della soglia invece per il vaccino contro la varicella. Per quanto riguarda le profilassi raccomandate, il Veneto è sotto la percentuale target anche per l'antimeningococco, il 91,84% la percentuale, ma la copertura più bassa si registra contro il rotavirus, una malattia contro la quale sono protetti comunque più di 3 bambini veneti su 4. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 2 notizie flash. La prima sul Gazzettino: migranti, Conte avverte, si va verso le tendopoli. A parlare è Mario Conte, il sindaco di Treviso e anche presidente dell'ANCI Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Scelte obbligate se i sindaci non collaborano, dice il primo cittadino di Treviso, che spiega: l'idea dei piccoli gruppi serviva a evitarle. Sarebbe questa la cosiddetta accoglienza diffusa, quella ipotesi che Mario Conte, assieme al presidente della regione Luca Zaia e al prefetto di Venezia, avevano provato a concretizzare con un protocollo sottoscritto, appunto il protocollo per l'accoglienza diffusa, un documento criticatissimo proprio dai sindaci della Lega, i compagni di partito di Mario Conte,
che quindi in un qualche modo si rivolge proprio a loro, proprio al suo stesso partito, quando parla di scelte obbligate se i sindaci non collaborano, in riferimento alle tendopoli che dovranno per forza di cosa sorgere se non si investirà invece per l'accoglienza diffusa. I prefetti continuano a cercare accordi per ospitare poche persone in ogni paese, ma sono in arrivo numeri consistenti, scrive il Gazzettino. L'ultima notizia di oggi riguarda invece la sicurezza stradale, una sicurezza che non c'è nella nostra regione. Leggiamo il titolo dell'articolo sul Corriere del Veneto: ogni mese 3 pedoni uccisi in Veneto. Si parla di rischi elevatissimi secondo gli esperti, che propongono anche delle ipotesi di miglioramento. Secondo il professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria Edile Civile e Ambientale Marco Pasetto dell'Università degli Studi di Padova, sono urgenti la cura della pavimentazione e i controlli stradali e i dispositivi di limitazione della velocità. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Ricordo nuovamente che il podcast torna martedì 22 agosto. Nel frattempo una buona giornata a tutte e tutti voi, e anche naturalmente buone ferie. Torniamo a sentirci quindi martedì 22 agosto.